Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Sono scesi in strada intonando L'anno che verrà di Lucio Dalla. 10 musicisti hanno organizzato un flash mob a 2 passi dal mercato di Vittorio Veneto per denunciare la crisi del settore e la loro condizione lavorativa e personale ormai non più sostenibile. Ad ammirare la loro improvvisata performance lungo Viale Vittoria gli ospiti non autosufficienti del piccolo rifugio e le tante persone intente a fare la spesa. Penso che sia una delle iniziative migliori per sensibilizzare sull'argomento sicuramente. È importante proteggerci, però c'è bisogno di vivere. La pandemia ha messo drammaticamente a nudo i problemi relativi all'offerta e la fruizione dello spettacolo dal vivo. Noi vogliamo tornare in sicurezza per quanto possibile a portare la musica dal vivo. Il prolungarsi di questa condizione potrebbe avere conseguenze irreversibili, chiusure definitive di teatri, cinema, sale da concerto e in generale di tutti quei luoghi in cui è esercitata l'attività culturale dello spettacolo dal vivo, con la conseguente perdita di posti di lavoro e di molte professionalità. A denunciare lo stato di grave crisi del settore tra insegnanti, amatori e professionisti della musica anche il vittoriese Emanuele Bastanzetti. Il violino ha iniziato a suonarlo all'età di 7 anni. Anche lui, come i suoi colleghi, richiedono aiuti da parte dello Stato e la riapertura delle sale in sicurezza per rilanciare il comparto. Anche nel mio ambito della musica classica sono stati annullati molti concerti. L'appello è di aiutarci al più presto, di trovare una qualunque via anche con concerti in streaming o con i giusti distanziamenti per dare adito a noi musicisti di fare il nostro lavoro. Caro amico,